Scatman's World. Bene ragazzi, tutto il comandone veneziano. Ragazzi, siamo su Football Manager e subito notiziona rinviata Venezia-Modena. La partita tra Venezia e Modena è stata rinviata a causa della pesante nevicata caduta sul Pierluigi Penzo. Allora, col Modena non giochiamo, abbiamo l'Alto Adige e al Modena recuperiamo l'8, abbiamo un casino e poi il Parma. Va bene, quindi nevicata pazzesca al ragazzi, Venezia. Anche Filippo Melegoni mi ama. Te lo sta preferito a Zidane, Beckham, Neymar, Thiago e Marchetto. Molto molto bene perché praticamente ha vinto l'MVP del mese, quindi mi ringrazio per questa cosa ed è molto felice. L'effetto Venezia, molto bene, la squadra si sta legando, i giocatori stanno legando la squadra. Insomma l'Alto Adige, non ci voleva sto rinvio. Beh, ragazzi, tra l'Alto Adige, Modena e Parma voglio minimo 6 punti. Minimo. Ora abbiamo in panca ancora una squadra, c'è Orsolini, c'è in panchina, che De Simone, nuovi acquisti, piano piano li mettiamo in campo. Però adesso direi che l'unico forse è Bianchi, che non è in una forma devastante, però ma no, giocherà troppo poco. Vai allo stadio Druso, Alto Adige Sud Tirol, Venezia, per continuare il sogno. E un solo grido si alzerà, dai Venezia vai proprio in Serie A e poi vinci lo scudetto, Supercoppa, Coppa Italia e Champions League. Le squadre stanno riscaldando ragazzi, la partita sospesa col Modena forse c'è un po' arrugginito, speriamo di no, cazzo. Dai fioi. Vai. Cominciamo col contropiede per poi capire come va la partita. Dai ragazzi, partita importante dopo la pausa forzata a causa nevicata al Pierluigi Penzo. Vai Stulak. E c'è, mamma mia, vai Capone, vai. Ha un po' paura il Capone di perdere il posto da Orsolini, ma ho già spiegato che servono più giocatori al piccolo Cap. Vai, ma c'è Marcucci, bravissimo il Fofa si invola per Melegoni. Chiaramente Melegoni adesso che è stato nominato MVP è titolarissimo. Pippo Melegoni. Siamo al quarto minuto. Alto Adige 0, Venezia 0. Occhio. Dai raga però. ...24 minuti e ancora 0-0 a Bolzano. Il piccolo Stulak, ragazzi, quanto me lo godo Stulak. Non recupera palloni, infaticabile. Primo tempo, aia Tulli, occhio a Tulli. Vai Patrick, vai contropiedone nostro. Vai al Capone. Vai Piantina, la nostra Piantina, Capone! Palo osceno. Palo osceno, Stulak, vai, qua vogliamo il gol di Bianchi o di qualcuno di testa, niente. Recuperiamola. Attenzione a Tulli. Occhio a tu, bravissimo, Clemenza che recupera. Garofalo, vai Al. Vai Cutrone, vai Patrick. Cambiala per Piantina, vabbè, non importa, Melegoni per Piantina, la recupera pelo di testa! Patrick Cutrone! E sono 16 in campionato. Bravo Patrick. Mamma mia ragazzi. Buono. Continuiamo così ragazzi, continuiamo così. Bello anche l'assist della solita Piantina. Bisogna capire se andiamo in B chi va in Serie B da là, perché là potremo saccheggiare molto le squadre. Però se non pensiamo solo a vincere questo cazzo di campionato di Serie di Lega Pro Girone B. Vai Clemenza, Cutrone. Patrick la gira molto bene per il Garo. Dai Garo per Clemenza.
Patrick Piantina, mamma mia Piantina, mamma mia Piantina, e sono 15 signori, 15 Piantina, 16 Cutrone, le due stelle più luminose del Venezia. E adesso, allora, andiamo dall'Orso, no, lo facciamo da qua, Orsolini, che è una bella promessa. E poi far riposare qualcuno. Ciao Clemenza. E mettiamo De Simone. Bisogna provarlo questo De Simone. Vediamo per capire anche chi tenere e chi no con i prestiti. Vai. Meno male che ho pensato il prezzo prima perché saranno cazzi, sono giocatori di categoria superiore, Piantina, Cutrone, sta gente qua, Melegoni, sicuramente possono fare bene anche in B. Attenzione di testa, peccato, vai Piantina. La Piantina, Orsolini, subito! Subito l'Orso! Mamma mia, ma cosa ha fatto Piantina? Assist straordinario. E l'Orso la mette, signori. E adesso, ultimo cambio, diamo un turno, un po' di riposo a Cutrone, mettiamo Ivan il terribile che... Ecco, di Ivan forse sicuramente non so se lo riconfermerò il prossimo anno, Melegoni, Stulac stanchissimi, ma troppo forti. Adesso giochiamo fra 3 giorni, comunque 3-0 a Bolzano, partita incredibile. Bravo Cume, bravo Cume, bravo Cume e bravi ragazzi. Molto bene. Molto bene. Ci volevano 3 punti. È stato di fondamentale importanza il suo primo gol per Orsolini. No, Garofalo, non te lo do neanche se vuoi. Grandissimo gol. Fuori casa di siete qual è il segreto? No comment. E nel tempo più semplice. Ok. Vabbè, Piantina, ragazzi. Complimenti per le... Cioè, Piantina, signori. Cioè, Piantina. Ok. E anche l'Orso. Lo diamolo. Sì, molto bene. Ragazzi, andiamo. Pierluigi Penzo contro il Modena, recupero della giornata precedente. Speriamo di fare una buona partita. Vediamo come la classifica. Le squadre stanno riscaldando. Dai, muoviti però, muoviti. Su che voglio capire un po' la situation. Allora, siamo a 48 più 3 con una partita in meno. Perfetto, cazzo, andiamo a più 6. Bisogna andare a più 6 dal Mantova. Comunque il Mantova è una squadra rognosissima. Sì. Allunghiamo la striscia vincente, stiamo su controllo per il momento e andiamo. Per fortuna una bella giornata, vai! L'unica squadra uguale chiaramente alla scorsa partita, l'unica differenza è che gioca Domizzi centrale trattato dalla squalifica al posto del buon Modolo. Adesso le partite che soffriamo di più noi. Aia, eccola là. La sapevo già. Abbiamo vinto 1-0 al Braga all'andata. E prendiamo subito il gol al Sant'Era. Noi in casa, queste partite qua, di solito le perdiamo. Vai Piantina. Smentisci tutti. Cazzo, è importante non per perdere questa mi gireria tanto i coglioni, scusate la francesismo. Così, un gol senza colpo ferir, purtroppo. Ah no, ho messo anche Orsolini, scusate, per Capone. Sentite, fai i fighi Modena. Attenzione a schiavi, dormiamo, mamma mia. Mamma mia, mi sto incazzando. Concentratevi ragazzi, svegliatevi perché non va bene così. Non va per niente bene. Dai, vai Cutrone, però Cutrone non deve trovarsi là, vai Cutro, mettila in mezzo Cutro, Clemenza, fuori di niente, comincia a piovigginare.
Non ci voglio credere. Cosa ha sbagliato Clemenza? Però un errore inaccettabile per un giocatore come Clemenza. Vai Orso, gol al debutto praticamente, vai Orso. Vai Patrick. Patrick la gira bene per Orso. Orso. Orso fuori. Comincia a piovere in maniera più consistente. Attention, Orsolini, Orsolini. Orsolini! Stiamo dominando adesso ma non riusciamo a trovare la smarrita via del gol. Ah, occhio, Tulissi, il porco di Tulissi, gol gol. Mamma mia, grazie portiere. Sì, però non possiamo rischiare così tanto e non riusciamo a trovare... Dai Garo, la incornata per Cutrone? Niente. Vai Garo, vai Cle, vai Stu. Bellissimo Garo, oh, fallo palo ancora, 2 pali però, vabbè. Non siamo neanche fortunati però, eh. Niente, noi in casa abbiamo una sfiga che è biblica. Mamma come piove adesso. Attenzione, gol! Autogol forse, autogol di Tulissi. Autogol di Tulissi alla fine del primo tempo, importantissimo questo gol. Pesante, pesante come il culo della Bindi. Allora, possiamo portare a casa la vittoria. Chi sta giocando male 70... però c'è gente stanca, signori. Stula che è distrutto. È molto stanco. Mettiamo Diakate. Facciamo centrocampista di quantità. Anzi no, proviamolo. Regista mobile. Ok. E non mi è piaciuto neanche Patrick, onestamente. E mettiamo... No, aspetta, mettiamo il terribile perché comunque può sempre fare qualcosa. È un buon giocatore Ivan, solo che fino a questo momento non rende. Vai. Dai ragazzi, adesso facciamo i cambi, vediamo, li ho fatti i cambi. Oh, sì, perfetto. Dai ragazzi, dai, però ragazzi, bisogna vincerla. Siamo al 72esimo, proviamo l'ultimo cambio. Mettiamo Gennarone per uno stanchissimo Clemenza. Centrocampista centrale di supporto, dai. Vai Orso, vai Orso. No, dai, non centriamoci troppo. Dai Ivan, è impossibile. Cosa fa Ivan? Terzo palo di giornata. Guarda come non ci credo. Terzo palo di giornata. Vabbè, però. Siamo proprio sfigati, però in casa. Ivan aveva fatto una cosa, Ivanone, devastante. Purtroppo, è andata male. Pazzesco. Manca poco, se vogliono anche vincere sti stronzi magari. Vai Domizzi, roba nostra, roba nostra. Non sbagliare, puttana troia. Dio Cristo. Che schifo, che schifo. Domizzi fuori dalla squadra, cioè fuori dalla prossima. Delusione atroce. Bravo Domizzi, bravo. No, adesso devo parlare con Domizzi però. Ah, non posso neanche. Bene. Ah, sconfitta pesantissima ragazzi, pesantissima e abbandono, non me ne frega niente, vado via incazzato. Ragazzi andiamo a Venezia-Palma, sono un cazzato non nero di più, 3 pali, una sconfitta al 90esimo per colpa di questo coglione di merda. Allora andiamo. Marco Modulo. Sì, beh, pazzesco però, cioè è inaccettabile. Ah, Domizzi mi ha fatto girare i coglioni pesantemente. Garofalo è morto, molto bene. Quindi bisogna mettere Popescu. Siamo veramente
Non siamo messi bene, fioi. No, aspetta. Ok. Dobbiamo fare dei cambi, anche Clemenza. Mettiamo Filippo, facciamo rientrare Lora. Tanto discontinuo Lora, purtroppo. Anche Pippo Melegoni è andato. E Francesco Deli. Francesco Deli non mi sta gasando. Proviamo De Simone. Fare penso un turnover contro il Parma, che per carità è 17esimo, però. Vabbè, ragazzi, andiamo. Vabbè, sempre 3 punti di vantaggio. Era importante andare a più semplice, noi in casa non le vinciamo mai, cioè noi stravinciamo, è pazzesco, è pazzesco. Speriamo qua, la Notardina ha avuto 6 punti, almeno 6 punti nelle 3 partite, vediamo. Non capisco però sti problemi che abbiamo. Ok, più 3. Il Parma è nei play-out. Perché l'ho fatto? Eh, No, no comment, non ti rispondo. Che cazzo vuoi? Sono cazzi miei del perché non ho messo. Voglio la vittoria offensiva. Gli do un po' di pressione, ma devono svegliarsi, ragazzi. Bella giornata al Pierluigi Penzo. Queste sono le partite da vincere, Fioi. Cioè, abbiamo perso una partita sanguinosa col Modena per un errore vergognoso di un giocatore esperto come Domizzi. Adesso andiamo a vincere, cazzo, con un bel turnover, purtroppo. Vai Orso, vai Orso. Diamo un po' di fiducia all'Orso, così facciamo anche la tua partita, però Capone non è dimenticato, anzi, Capone è fondamentale. Cutrone, bellissimo, decimone, fuori. Niente, comincia il festival della sfiga, eh. Speriamo nel Mantova. Il Mantova deve perdere, oggi gioca il Mantova. Con la Reggiana, partita non facile, Reggiana-Mantova, però noi non stiamo giocando. Cala io, cala, boom, fuori. Meno male. Mamma mia che campionato combattuto, Fioi. Difficile sto campionato. Oh, attenzione, comincia a piovere ancora. Mamma mia, perturbazione vergognosa al Penzo, Fioi. Il Fofa la butta in curva, non so dove la cazzo l'ha tirata il Fofa. Boh. Panico al Penzo, Fioi. Vai Pippo. Vai Pippo. Bravissimo Cutrone. 1-0. Patrick Cutrone. Bellissimo l'assist anche di Pippo Lora. Un giocatore un po' discontinuo. Popescu. Stiolak. Popescu. Lora. Vai De Simone. De Simone. Piantina, eccoli. Ma non ci credo, Sommers. Sommers cosa ha preso? Stiulak. Stiulak si è preso veramente la titolarità, Fiori. Lasciatemi questa terminologia un po' curiosa. Vai Stulak. De Simone. Stulak. Pippo Lora. Orsolini. Stulak, De Simone, Patrick, ancora Zommers. Stiamo sprecando tanto, il Mantova è ancora fermo solo 1-1 a Reggio Emilia. ...5 gradi sono al Penza sull'incornata di bianchi. Niente. Anzi stiamo anche rischiando, attenzione, torniamo indietro, Fioi. Dai Modulo, è roba tua, niente, Modulo non ce la fa il Cala. Fuori di poco. C'è più gente oggi, Venezia Parma, una partita di cartello. Anche se il Parma è 17esimo, ragazzi, cioè, è veramente vergognoso. Orsolini un po' in caro, Stulak è già morto, Fioi, Stulak è andato. Allora, Stulak fuori, sta giocando bene ma è troppo stanco, Fioi. Mettiamo Clemenza per il suo secondo tempo. E mettiamo anche Capone. Alla fine Capone, però. No Capone, no parti, signori. Cerchiamo di fare il secondo, andiamo a chiuderla per piacere. Vai Pippolora. Vai Cutro. E vabbè però dai. Adesso piove molto meno.
Oh, Bianchi sta male, non la buttano fuori. Ai, no, vergognoso. No. No, vabbè, ma vate a fare in culo. Che schifo di Parma, mamma, che vergogna, il difensore centrale è fuori. Non ho parole, non ho parole, non ho parole, non ho parole. Devo uscire Bianchi, entra Marco Modulo, Domizzi non gioca oggi. Adesso lascio un po' Marcini in panchina perché ha fatto un errore troppo brutto. Ha trovato un pareggio, quindi in casa c'è la maledizione, Fioi. Attenzione all'errore, Cutrone in curva. Cutrone in curva, non ci credo. Bravo Facchino, state attenti ragazzi. Incredibile però. Bellissimo qua, Cutrone fa un miracolo, vai Piantina. Vai Piantina. Piantina, cosa fa per Al? Vai Al, Cutrone! Il trio delle meraviglie, Cutrone, Capone, Edra, 3, 2, 1. Mamma come è entrato Capone. Mamma come è entrato Capone. Oh, Ciovara, Calaiò, il cala. Aia. Mamma mia il Fioi. San Facchin Fioi. Maglietta. 70esimo, 20 più recupero, manca ancora tanto. Manca ancora tanto purtroppo. Non voglio neanche guardare. Ultimo cambio, esce Piantina distrutto. Entra Tortori. Vai Marco. Vai Modolo, vai Modolo. Siamo sul 2-1 e mancano 20 minuti. Per piacere andiamo a chiuderla se possibile. Fischia, porco, fischia. 3 di recupero. 2-2 Reggiana Mantova. E qua è finita forse. Vai Tortori, prendila. Bravo Tortori, bel cross. Boom capo. Mamma mia, bravi, bravi, bravi. E andiamo a vincerla, mamma mia, che fatica, Beppe. Che fatica. Ben fatto. Benissimo, benissimo, benissimo. Il manto si è fermato. E Cutrone. Complimenti per l'ultima partita. Raga, andiamo a vedere la classifica. E poi ci becchiamo. No, aspetta, oh. Ma che cazzo? Ok. Allora, siamo primi. Benissimo, mamma mia, 6 punti di vantaggio. C'è 5 punti di vantaggio, scusate. Benissimo, mamma mia, stavo guardando il Parma, mamma mia, era Reggiana nello scontro di salvezza, cazzo, pazzesco. Buono raga, Cutrone secondo della Cannonieri, Piantina migliore a media voto, assist, c'è Cutrone, insomma ci siamo dappertutto, questi 5 punti di vantaggio sono molto molto positivi. Dai raga, nelle prossime partite ci sarà, allora, vediamo, Teramo, Fano, Feralpi Salò, voglio anche 9 punti sinceramente. Raga, un saluto dal Comendone veneziano, ciao!